Io l'ho conosciuto nel 1993, avevo 25 anni e lui ne aveva 65 e mai avrei pensato di dover parlare davanti alla sua bara. Devo dire che abbiamo letto un sacco di cose in questi giorni e per chi lo conosceva non erano delle novità. Noi che l'abbiamo conosciuto sappiamo quanto grande sia stato Giancarlo. Però se dovessimo fare una sintesi, c'è stato un tempo prima di Gentilini e un tempo dopo Gentilini. Crolla la Prima Repubblica, c'è disaffezione nei confronti degli amministratori, grandi o piccoli che fossero. I sindaci non andavano più neanche a inaugurare le sagre, non frequentavano neanche più il pubblico e arriva questo ciclone nella pubblica amministrazione che si chiama Gentilini, uno sconosciuto. Lui va in strada da subito, parla con i cittadini, incontra i cittadini e fa quello che nessuno ha mai avuto il coraggio di fare, far diventare attore protagonista il cittadino nella pubblica amministrazione. Quante volte l'abbiamo sentito urlare Banderali, il suo affido capo di gabinetto, il quale seguiva ogni sua indicazione. Quante volte l'abbiamo sentito urlare. Ma lui ha indicato la via, ha dato modo a tutti noi di avere una nuova formazione. Gentilini è stato un coraggioso, diciamolo fino in fondo. Gentilini è stato un coraggioso e visionario, forse anche a volte alimentato dalla follia di fare delle scelte controcorrente, ma che alla fine la storia ha giudicato come positive. Come lo penso adesso? Penso che intanto in paradiso avranno qualche problema, perché comunque immagino che non abbia abbandonato la sua penna, la sua carta nella tasca della giacca, che ancora una volta si troverà ad affrontare le nuove sfide. Chi fa cose grandi nella vita si garantisce l'immortalità e quindi non lo vedremo più fisicamente, ma lo carpiremo, lo percepiremo in ogni angolo di questa città, in ogni angolo del Veneto. Io lo saluto con il saluto che ci facevamo sempre. Ciao Sinistra Piave.